del Consiglio dei Ministri. Ti chiedo, tu che hai studiato insomma il decreto sicurezza bis, puoi spiegarci appunto quali sono queste misure che dice il ministro Salvini? Per quanto riguarda le misure di contrasto alla criminalità organizzata, appunto si parla di stanziare nuove risorse, soprattutto per garantire ai tribunali, che hanno lamentato sempre una carenza di personale, quelle dotazioni necessarie ad evitare che, magari perché qualcuno si dimentica di notificare un decreto penale piuttosto che di varare una misura cautelare, i delinquenti rimangano a piede libero, come è successo a Napoli, come è successo non solo nel caso poi di camorristi, ma anche magari di stranieri irregolari. Penso al caso di Torino del ragazzo ucciso qualche settimana fa. Chiaramente nel decreto sicurezza il tema che ha tenuto più banco è quello del contrasto all'immigrazione irregolare, quindi alle navi ONG che hanno fatto la loro ricomparsa nel Mediterraneo, hanno alzato il tiro e sono tornate a sfidare l'autorità del Viminale e l'autorità dello Stato italiano, se vogliamo anche. Lì c'è stato, come tu sai, un cambiamento, diciamo, tra la prima versione del decreto e la nuova bozza che poi è stata discussa ed è uscita dal CDM di lunedì sera. Certo, ma questa bozza non sembra gradita al Presidente della Repubblica? Allora, la prima versione avevano detto i 5 Stelle almeno che era stata sottoposta a una serie di obiezioni significative dal Quirinale, in particolare per quale ragione? Perché la prima versione prevedeva delle multe a carico delle ONG che avessero recuperato i naufraghi in mare e il Quirinale avrebbe sollevato un'obiezione di costituzionalità di questa norma, cioè avrebbe detto: se voi approvate un decreto che contiene questa misura, il decreto non è compatibile con la Costituzione. Quindi diciamo che la Lega è corsa ai ripari e ha cambiato questo aspetto della norma, introducendo multe tra l'altro abbastanza anche salate. Poi i bilanci di queste ONG e i finanziatori di queste ONG spesso non si capisce chi siano, hanno delle risorse anche abbastanza ingenti. Pensate soltanto al fatto che la Sea-Watch, l'ultimo salvataggio che ha fatto, l'ha fatto grazie a un po' aereo, quindi immaginate quanti soldi ci vogliono per fare queste cose qui. Comunque le multe da 10.000 a 50.000 euro, questa volta non per chi salva i migranti in mare, non per chi ne carica a bordo più di 100, come si diceva sempre nelle precedenti versioni del decreto, per chi viola il divieto di valicare le acque territoriali italiane. Quindi diciamo il Viminale dice: non si entra in acque territoriali, da beccate il comandante, l'armatore della nave, si beccano una multa da 10.000 a 50.000 euro. Alessandro, non ti sentiamo bene. Tu ci senti? Io mi sento bene. Ok, ora sì. Ora sì, prego. Perfetto, no, vi dicevo, non so dove ci siamo interrotti con la linea, comunque vi spiegavo. Ti abbiamo sentito, era giusto quando ti ho parlato. Perfetto, quindi nella seconda versione, diciamo, è stata introdotta questa piccola modifica che semplicemente cambia la misura precedente relativa al salvataggio dei migranti con la violazione delle acque territoriali italiane. Benissimo. Senti Alessandro, quindi secondo te prima del 26 maggio si approverà questo decreto? Allora, su questo io chiaramente non ho la palla di cristallo. Chiaramente l'orientamento di Salvini è quello di spingere affinché questo decreto sia approvato. Dall'altra parte, soprattutto ieri sera, io ho notato che tra i 5 Stelle c'era un po' di ironia maligna sul fatto che un decreto sicurezza così modificato sarebbe un decreto sicurezza svuotato e quindi si diceva è inutile approvarlo perché tanto non cambia niente. In realtà, secondo me, il decreto sicurezza è importante approvarlo il prima possibile. È ovvio che anche la scadenza elettorale gioca un suo ruolo, no? Certo. Non ce lo nascondiamo. Però è importante approvarlo il prima possibile proprio perché le ONG stanno alzando moltissimo il tiro e io a questo punto mi aspetto che a ridosso proprio della scadenza elettorale, quindi domenica prossima, qualche cos'altro succeda. Siccome è evidente che le ONG stanno facendo politica sulla pelle dei poveracci, non mi meraviglierei se scoprissimo un altro barcone
da salvare e un altro braccio di ferro da fare con il Viminale proprio, chissà, venerdì, sabato, domenica mattina? Va bene. Allora Alessandro, abbiamo una telefonata, sentiamo chi c'è in linea. Pronto? Sì, buongiorno, buongiorno anche al giornalista, sono Antonella della provincia di Monza. Ciao Antonella, allora, ciao. condivido in pieno quello che sta dicendo, stiamo col fiato sul collo a Di Maio, come è stato col fiato sul collo con noi nella vicenda Siri, che non ci ha praticamente dato scampo e tutti i giorni era in televisione a pontificare, quindi benissimo Salvini con il decreto sicurezza bis. La Chiesa, i preti ormai si vergognano ad andare in giro con i crocifissi e con il rosario in mano. Quando lo fa un cristiano cattolico come Salvini, peccatore come me, per l'amor di Dio, ha tanto bisogno come me e come tantissimi cattolici. Ieri Antonella, il ministro Salvini, non so se hai visto, ha avuto in regalo anche un altro crocifisso. Infatti, io non ce l'ho con io ce l'ho con le gerarchie ecclesiastiche, quindi loro hanno vergogna. Non vanno in giro più chiaramente a parlare di Gesù o a parlare con in mano il rosario e il crocifisso. Chi lo fa, cattolico come me, peccatore, bisogno di redenzione come me, si stracciano le vesti, però non si stracciano le vesti e non vanno a pontificare in televisione, a far politica, quando lo Stato francese gioca con la vita di una persona, il signor Lambert, che respira da solo, si muove, si sveglia. È una persona handicappata chiaramente, ma è una persona a tutti gli effetti. Ecco, non vanno a attaccare la spina alle macchine che vogliono togliere, vanno a attaccare la spina agli abusivi dei centri sociali. Un'altra cosa, quando si va in televisione e tutti i conduttori, sinistra, tutti dicono ma queste non sono numeri, sono esseri umani, sono persone, dobbiamo portare rispetto alla vita umana, va sempre salvata in mano. Assolutamente d'accordo, ma la vita umana va salvata sempre, non ci sono esseri umani di serie A e esseri umani di serie B, perché loro non sono nessuno per decidere se la vita è degna di essere vissuta o meno, perché se sdoganiamo questo principio allora è finita, tu per me puoi vivere, tu per me non puoi vivere. Quindi io dico a questi pretoni cardinaloni, spendete magari una parola anche per gli assassini di Stato che si stanno compiendo in Europa, ok? O per la vita che viene dissacrata, le chiese che vengono divelte, spendiamo una parola anche per questo, non solamente per chi va in giro e affida l'Italia alla Madonna. Io affido l'Italia alla Madonna e affido Salvini alla Madonna tutte le mattine. Benissimo, Antonella, benissimo. Grazie, scusami, ma guarda, ho voluto dire tante cose, quindi corro. Tanti temi. Questo è quello che penso. Grazie mille Antonella. Ciao. Allora Alessandro, qua c'è da commentare tantissimo, no? La signora è stata bravissima. Io le vorrei mandare un bacio via etere, perché la signora è stata bravissima, ha parlato benissimo, soprattutto ha messo in evidenza due cose giustissime. Uno, che è ridicolo che la Chiesa oggi si vergogni dell'unico politico, forse, ma manco De Gasperi era arrivato a tanto, che arriva a brandire il rosario, a fare una cosa che la Chiesa dovrebbe fare per prima, cioè consacrare una nazione al cuore immacolato di Maria, cosa che lui, non essendo tra l'altro un sacerdote, non può manco fare tecnicamente. Dopodiché sarà stata ipocrisia, sarà stata una trovata elettoralistica, va bene, ma è meglio questa o sono meglio i Pannella, le Bonino, quelli che la Chiesa ha incensato, accolto e glorificato in questi anni? Forse è meglio uno che brandisce il rosario di uno che fa gli aborti con la pompetta della bicicletta, no? Secondo tema, sulle vite da salvare in mare, c'è da dire che le vite si salvano non facendoli partire questi qua, perché poi è troppo facile, se io do a un sequestratore una persona, dopodiché faccio il blitz per andarla a salvare, sì, non è che ho salvato una vita umana, ho dato un ostaggio a un sequestratore. La stessa cosa vale per i migranti, cioè questi qua, se noi li facciamo partire, se noi incoraggiamo le partenze, incoraggiamo i naufragi e quindi incoraggiamo le morti in mare, favoriamo. Certo. Senti Alessandro, abbiamo altre telefonate, sentiamo la prossima telefonata. Chi è in linea? Buongiorno.
Pronto, buongiorno, sono Marisa di Renate. Ciao Marisa. Complimenti all'ospite, al giornale che segue, che lo trovo molto interessante, e complimenti anche al suo direttore. Ecco. Allora, io volevo notare che non solo la magistratura è diventata politicizzata, ma anche il Vaticano fanno politica invece di predicare il Vangelo e la Bibbia. Allora, innanzitutto la religione è un fatto soggettivo, quindi uno la esprime come vuole. Io non critico Salvini, per me ha fatto benissimo, si sentiva di manifestare un suo pensiero religioso e ha fatto benissimo, perché la religione è di tutti e ognuno la manifesta come meglio crede. Allora io volevo tirare le orecchie, per modo di dire, ai signori del Vaticano, cioè i vescovi e i cardinali, che dovrebbero interessarsi molto del bullismo che sta dilagando in questo paese. E mi riferisco a quel fatto che è successo a Manduria, al signor Stano, che è stato perseguitato da una banda di bulli per diverso tempo, hanno usato la peggior violenza possibile contro quest'uomo, e il prete di quel paese non ha mosso un dito, non ha sensibilizzato il paese nelle sue prediche, non è andato dalla magistratura a fare questa denuncia. Allora io, se fossi un vescovo di Taranto, questo prete andrebbe sospeso, perché non ha mosso un dito e quindi è responsabile anche lui di questo omicidio. È una cosa vergognosissima. Vi saluto. Grazie Marisa, grazie. Alessandro, sentiamo un'altra telefonata e poi commentiamo. Pronto? Pronto? Buongiorno. Antonio, sì. Io sono Marisa e sono una militante da 27 anni. Sì, dici Marisa. Da Milano? Sì. Allora, io, quello che imputa a Salvini, il mio capitano, è prima o poi, dopo l'elezione, io faccio la rappresentante di lista, qui alla zona 2, l'unica cosa che non mi va, che Salvini dopo deve andare via da quelli 5 Stelle. Lui dice una cosa, quella dice no. E dopo, io adesso che ascolto questa radiolina, stamattina Cainarca ne ha dette, nel senso che dopo l'elezione scoppierà la terza guerra mondiale contro di noi, è il signor Fontana, è tutto. Io non so che fine faremo. Ciao Antonio, tu non mi conosci, Cainarca mi conosci perché andavo a Pontida tante volte. Eppure sono stato a Pontida, ma c'eri, non so, a Milano, non so, non ti conosco, ma ti conoscerò. Allora, Alessandro, abbiamo avuto due Marise praticamente, no? La prima ha parlato di Chiesa, la seconda hai sentito appena adesso. Prego, ti lascio la parola. Allora, anch'io non giudico la fede personale dei politici, come diceva la signora Marisa, se non ricordo male il nome. Sì, Marisa, sì. Sì, ecco, quindi il tema qui non è vedere se Salvini è sincero o non è sincero nel momento in cui brandisce simboli religiosi. Il tema, semmai, dal punto di vista cristiano è dire, ma meno male che c'è uno che invoca la Madonna, meno male che c'è uno che dice almeno di pregare il rosario. Ma scusate, sono meglio quegli altri che invece strumentalizzano il Papa solo quando parla bene dell'accoglienza e poi però magari vorrebbero il pagamento dell'ICI, vorrebbero tutta una serie di sottrazione di privilegi alla Chiesa. Cioè, voglio dire, dal punto di vista della Chiesa forse è meglio uno che difende la fede piuttosto che uno che usa strumentalmente il Papa che gli piace. Tra l'altro stiamo parlando, la gente che adesso difende il Papa, dice no, Salvini come si permette, è la gente che 10 anni fa, 11 anni fa, vietava a Papa Benedetto XVI di mettere piede in un'università a un teologo raffinatissimo. Quindi, ma di che cosa stiamo parlando? Per quanto riguarda la seconda telefonata, quindi il tema dell'assedio a Salvini, effettivamente che ci siano delle manovre per togliere Salvini dal governo e magari avvicinare i 5 Stelle al PD con il consenso di Forza Italia, perché poi è questo un altro tema, questo mi sembra abbastanza evidente, cioè non è un po' il segreto di Pulcinella che ci siano queste manovre. Io personalmente non so fino a che punto l'attuale leader dei 5 Stelle, Luigi Di Maio, abbia interesse ad arrivare a questo punto, perché secondo me, ma questo è un mio modestissimo parere, se dovesse vincere la linea sinistra dei 5 Stelle, a quel punto per lui sarebbe finita, perché lui è stato l'artefice
dell'accordo con Salvini. Lui è stato, certo. Non ci scordiamo che lui oggi si scandalizza del fatto che il Quirinale ha sollevato dubbi di costituzionalità, ma lui l'anno scorso era quello che chiedeva l'impeachment per Mattarella, che cassava Savona, che peraltro non era un... Sì. Non ti sentiamo, Alessandro, adesso. Io sono sempre lo stesso. Ok, vai, ora sì. No, vi dicevo, è stato lui che ha caldeggiato molto l'accordo con Salvini, per cui secondo me se vincesse, diciamo, la linea andiamo col PD, a quel punto per lui si metterebbe male. Temo che nel 5 Stelle si arriverebbe a un ribaltone che scalzerebbe la leadership di Maio, anche perché di nomine 5 Stelle che scalpitano per arrivare alla prima linea ce ne sono. Comunque Alessandro, sia Salvini oggi sul Corriere dice il governo non cade, si va avanti altri 4 anni, anche ieri Di Maio, ospite in diverse trasmissioni televisive, ha detto si va avanti. Del Premier Conte, no? Tu come giudichi il suo operato, ecco? Giuseppe Conte si è sempre comportato abbastanza bene, è sempre stato molto capace di mantenere anche un certo aplomb nelle sedi istituzionali all'estero, è stato sempre in grado di mantenere un dialogo tutto sommato cordiale con il Quirinale. Secondo me Conte si è comportato bene. Certo, come ha detto Giorgetti, in questa fase Conte ha dimostrato che è un uomo soprattutto in quota 5 Stelle, ma questo lo sapevamo tutti, cioè Conte era stato indicato già anche prima delle elezioni come uno dei possibili, diciamo, ministri o candidati premier dei 5 Stelle, per cui non è un mistero che Conte parteggi un po' di più per i 5 Stelle. Bisogna vedere fino a che punto questa è una puntata elettorale, cioè preelettorale, e fino a che punto invece i contrasti rimarranno anche dopo le elezioni, quando presumibilmente, anche se non in Parlamento, perché ricordiamolo, queste sono elezioni per il Parlamento europeo, non per il Parlamento italiano, però i rapporti di forza numericamente, simbolicamente, politicamente si saranno un po' invertiti rispetto alla situazione dell'anno scorso, quando la Lega aveva il 17-18% e 5 Stelle stavano sopra il 30%. Alessandro, abbiamo tantissime telefonate, abbiamo per adesso una telefonata, poi l'altra è appena caduta. Sentiamo. Linee bollenti, call center intasato. Allora, pronto? Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno signora. Buongiorno a lei. Senta, io ho sentito 2 persone che hanno parlato di religiose. A me della religione non me ne importa meno che zero, perché sono una laica. Però trovo ridicolo comunque la faccenda del rosario, perché è talmente ridicola, e poi soprattutto per quanto riguarda quella signora che diceva che non bisogna staccare la spina, perché io, se permette, sono padrona del mio corpo e faccio quello che dico io, devono fare quello che dico io e non quello che dice la Chiesa o il Papa o chi che sia. Lo decido io che cosa fare del mio corpo, punto a capo. Poi per quanto riguarda quello che lei ha detto poco fa, io non sono per niente d'accordo, perché ritengo Conte una persona per bene e non certo sono fiduciosa di Giorgetti, che è stato nel governo Berlusconi ed era anche nel governo del PD per fare le sue cose. Quindi Conte, anche se lei dice che gioisce per il Movimento 5 Stelle, è una persona per bene e neutrale, che fa l'interesse degli italiani al di là della Lega e al di là del Movimento 5 Stelle. Questo è il mio parere. Poi della religione me ne può fregare di meno, perché lo Stato è laico, punto e basta. Benissimo signora, nessuno ha messo in dubbio questo. Alessandro, vuoi commentare alla signora? Allora, per quanto riguarda la cosa che diceva la signora sullo Stato laico, verissimo, però qui il tema è che nel caso di Lambert, che era il malato di cui parlava la telefonata precedente, ci troviamo di fronte a una situazione in cui i genitori chiedono che non siano interrotti i trattamenti sanitari. Peraltro stiamo parlando di alimentazione e idratazione, quindi non di una ventilazione artificiale, di un malato che quindi è perfettamente in grado di respirare da solo, che la moglie e un nipote vorrebbero invece mandare all'altro mondo, mentre i genitori si oppongono. Per cui in una situazione del genere io mi guarderei bene dall'interrompere, ripeto, alimentazione e idratazione, cioè far morire di fame e di sete un malato. Per quanto quella vita ci sembri così devastata, diventa pericoloso far passare il concetto per cui a un certo punto i medici si svegliano e dicono: ah sì, anche se i genitori non sono d'accordo, eliminiamo la vita che i nazisti, vi ricordo,
definivano indegna di essere vissuta. Siccome la vita non degna di essere vissuta è una formula che ritorna periodicamente anche ai nostri tempi, è molto pericoloso. Poi su Conte io l'ho detto, per carità, che è una brava persona. Certo, noi abbiamo visto anche le inchieste di Repubblica, dell'Espresso, che avevano messo delle Iene, che avevano messo in luce qualche ombra pure sui, chiamiamoli, trascorsi accademici di Conte, i rapporti con Alpa, qualche conflitto di interessi, cioè non è che lui sia San Pio da Pietrelcina, insomma. Poi che sia una brava persona non c'è dubbio, ripeto, è chiaro che si vede che lui è uno in quota 5 Stelle, il suo compito è mantenere l'equilibrio, essere un po' garante di questo contratto di governo. Vedremo se dopo la prevedibile puntata elettorale tornerà a svolgere il suo ruolo di garanzia. Alessandro, ti interrompo perché abbiamo altre 2 telefonate, poi abbiamo una piccola pausa pubblicitaria e ci sentiamo tra pochissimo. Sentiamo chi c'è in linea. Pronto? Pronto? Sono io? Sì, prego. Buongiorno, io sono Pino, chiamo da Portogallo, vi sento tutti i giorni sulla radio web. Dal Portogallo? Sì, benissimo. Vivo qui, sono residente in Portogallo. Ecco, senta, riguardo all'intervento della signora di poco fa, ma diceva era un po' incattivita, lo Stato è laico, la religione si faccia da fare. Ma innanzitutto va bene, lo Stato è laico, ma non dimentichiamo che in uno Stato ci sono delle persone che lavorano anche per le istituzioni, che hanno un credo anche religioso e che non possono prescindere. Non è che un cattolico si alza la mattina e dice adesso però dimentico la mia religione perché devo andare in Parlamento, devo andare in comune, devo andare al supermercato a fare la spesa e non esiste più. No, evidentemente è giusto che ognuno dica la sua posizione, anche dettata da quella che è la sua religione, ci mancherebbe altro. Ecco, e questa è una cosa. Volevo salutare il giornalista della Verità, che io ritengo sia veramente l'unico forse quotidiano che parla in modo chiaro, preciso, netto e quindi vi faccio complimenti perché è fatto veramente bene. Poi volevo dire questo, i cardinali che fanno gli appelli in questi giorni a non votare Salvini, da così si diceva stamattina o qualcosa di questo tipo, ma io dico, ma i cattolici non sono stupidi, tutti abbiamo amaramente constatato come sia il Papa sia alcuni cardinali abbiano preso posizioni politiche precise, no? Quindi io dico amaramente perché come cattolico praticante non mi aspettavo tutto questo. Le garantisco comunque che i cristiani sono in grado di distinguere e praticare la vera accoglienza che il Vangelo ci insegna. Benissimo. Allora Alessandro, commentiamo subito dopo una brevissima pausa pubblicitaria. Adesso va a destra, 300 metri dritto, poi il semaforo. Certo che fai sempre la stessa strada tu, ma non hai voglia di cambiare. Chi ha parlato? Sono io, la Digital Radio, quella che ha cambiato il modo di ascoltare la radio con il sistema DAB+. È ora di cambiare. Vivi tutta la magia della Digital Radio. Se stai per cambiare auto, chiedila con il sistema DAB+, dal 2019. In tutte le auto nuove. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio Padania è in Digital Radio. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Rieccoci carissime amiche e carissimi amici di RPL. Allora Alessandro, commentiamo il nostro ascoltatore che ci ha chiamato dal Portogallo. Intanto io ricordo il numero di Radio Padania che è lo 0266 20 35 29, anche il numero WhatsApp che è il 346 64 277 56. Oggi tantissime telefonate Alessandro, ci sei tu e quindi il centralino è in tilt praticamente. Come te lo spieghi? Ho mandato in tilt le linee. No, io volevo ringraziare innanzitutto il nostro ascoltatore che addirittura legge la verità dal Portogallo. Adesso lo vado a raccontare al direttore Maurizio Belpietro. Sì. No, per quanto riguarda tutto il resto che ha detto, secondo me qui il tema sul discorso religioso è semplice, cioè quello che dicevamo prima. Chiaramente quando si dice
ma perché Cardinal Bolletta, cioè l'elemosiniere del Papa, va a riattaccare la corrente agli abusivi e non si preoccupa della vita di Vincent Lambert e di tutti gli altri malati terminali a cui staccano la spina. Cioè lì il tema è che c'è oggettivamente un disagio tra i fedeli cattolici che non alla causa di chi vive nell'illegalità. Tra l'altro nel caso di Roma, noi l'abbiamo detto e ridetto, cioè lì non è solo il tema dei poveracci, delle famiglie, dei bambini che non hanno la casa, lì il tema è di un collettivo che occupa una struttura che non è la sua, illegalmente, abusivamente, ruba la bolletta, la corrente elettrica ai cittadini italiani che pagano le tasse e chiede il pizzo, il canto alle famiglie di poveracci che ci fanno, gestisce attività illegali, abusive lì dentro, non si sa con quali norme di sicurezza, favorisce lo spaccio di droga là intorno, dei sparti, la e quant'altro, e c'è l'elemosiniere del Papa che va ad avallare, a incoraggiare tutto questo violando le leggi italiane. Quindi se il tema è lo Stato laico, allora lo Stato laico a maggior ragione non deve consentire all'elemosiniere del Papa di continuare a far scoccare la bolletta. Tra l'altro il furdetto che ha detto sì, no, le bollette le pago io, ma soltanto da questo momento in poi, e i 300.000 euro di arretrati chi li paga? Certo. Li paga gli italiani come al solito. Allora Alessandro, siamo purtroppo in chiusura, io ti ringrazio come al solito, con te ci sentiamo domani mattina alle 13:10 per il consueto appuntamento con l'Europa e con le prossime elezioni europee che ormai sono alle porte. Grazie mille per essere stato qui con noi. Quando sarai ospite qui, o meglio quando verrai qui a Milano, facci sapere. No, io o sono meglio in sede, tu sei a Milano. Ci accordiamo perché venga lì, dopodiché se vengo anche di persona dovrai staccare il telefono perché arriveranno di telefonate. Scherzo, grazie a te e grazie agli ascoltatori. Va bene, grazie mille ad Alessandro Rico, giornalista della Verità. Saluto Roberto al di là del vetro dalla regia, mi dà l'ok in collegamento telefonico con noi come ogni mercoledì, anche se cambiamo un po' l'orario, c'è Laura Cavandoli, deputata della Lega. Ciao Laura, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora Laura, grazie mille come al solito per essere qui con noi questa mattina. Con te vorrei parlare della notizia di cronaca, notizia successa a Monterotondo dove la 19enne ha ucciso il padre violento. Ha detto: per me e mia mamma non c'era più futuro. Picchiava mia mamma un giorno sì e uno no. A volte faceva come per strozzarla, le stringeva un braccio intorno al collo, avevo davvero paura. Questo si legge nel verbale dell'interrogatorio. Il PM mi ha chiesto l'archiviazione per legittima difesa. Tu che ne pensi di questa storia qui? Ma sicuramente sono episodi che devono far riflettere, perché dai media insomma ho letto che c'era stata già una denuncia di qualche anno fa fatta dalla mamma. La figlia probabilmente è intervenuta in un momento chiaramente psicologicamente insomma di rabbia, ma anche di debolezza, insomma. Quindi è un po' quello che noi abbiamo votato quando abbiamo approvato la legittima difesa, perché è proprio il grave turbamento di una persona che si sente aggredita, debole, indifesa, porta proprio a scriminare, a scusare il suo comportamento, che può avere, come in questo caso, conseguenze letali. Mm-hmm. Quindi io spero che i giudici, insomma, in questo caso applicano la nuova normativa che è entrata in vigore, lo ricordo, i primi di maggio, proprio perché il comportamento, da quello che si legge, perché ovviamente dalla realtà giudiziaria non abbiamo gli atti sotto, però da quello che si legge sui giornali, sì, direi che rientra in questa fattispecie. Quindi giusto applicare la nuova normativa e considerare o come eccesso colposo o proprio solo come legittima difesa questo comportamento. Certo, benissimo. Senti Laura, ieri c'è stato il cosiddetto, è stato titolato il Pride dei docenti, lezioni alternative nelle classi d'Italia. C'è chi ha letto la Costituzione, chi Montale, c'è stata la mobilitazione del mondo della scuola per la prof sospesa a Palermo. Il ministro Salvini si è detto pronto ad incontrarla, penso nei prossimi giorni. Tu di tutta questa storia che conclusioni puoi trarne? Io sono molto felice che finalmente i ragazzi leggano la Costituzione in classe, perché in realtà
mi fa sorridere il fatto che se questa è la notizia, cioè se questa è diciamo la rivoluzione che si legge la Costituzione in classe, allora sono molto felice perché vuol dire che fino adesso non si faceva, ecco. Quindi il problema è veramente grave, perché i ragazzi insomma la Costituzione dovrebbero conoscerla e comunque ci tengo a dirlo che stiamo facendo in modo che l'educazione civica entri nelle classi obbligatoriamente, con esame finale, con voto, fin dal prossimo settembre, perché credo che ce ne sia proprio bisogno. Io vedo questo episodio insomma dell'insegnante siciliana come sicuramente sopra le righe, nel senso che non è stata una punizione presa per motivi politici, ma proprio da un provveditorato, quindi da chi ha un superiore che si occupa dell'insegnamento, quindi non vedo questa problematica, ecco. Immagino solo se fosse successo il contrario, ecco, se effettivamente un insegnante leghista avesse fatto qualcosa di leghista in classe, ecco, sarebbe probabilmente tuonato giù qualunque cosa e sarebbe probabilmente stata licenziata. Quindi io credo che il provvedimento è stato emesso da chi ha valutato il comportamento con i criteri che sono sempre stati usati e questo Pride, se ha portato come effetto leggere e montare, leggere la Costituzione, mi fa molto piacere, perché evidentemente ci sono delle lacune che i ragazzi hanno, ma per piena ammissione degli insegnanti, visto che lo devono fare come attività straordinaria. Chiarissima. C'è un'ultima notizia, Laura, scusami, una notizia di cronaca. A Milano un bimbo trovato morto in casa, si cerca il padre, sul corpo evidenti segni di violenza, in casa c'era solo la madre, una brutta notizia di cronaca. Poi invece una notizia di economia, Boccia dice il paese è senza slancio, basta creare la sfiducia, manovra da 32 miliardi, non ci sono scelte indolori, la vita è una sola, l'Unione Europea più coesa e forte. Senti Laura, volevo farti un'altra domanda. È uscita un'altra notizia su Riace, no? Dice Riace vince il ricorso, il TAR annulla l'espulsione dallo SPRAR. Ci spieghi un po' di che cosa si tratta, ecco? Ma allora, sappiamo tutti la problematica insomma del nuovo diciamo testimonial del PD, perché questo Mimmo Lucano, l'ex sindaco ormai di Riace, che però è stato poi rinviato a giudizio, aveva insomma creato una rete di accoglienza migranti non conforme, visto che le indagini sono in corso, a quello che era il dettato previsto dalle nostre normative. Ecco. Sì. E quindi il Ministero dell'Interno, onde evitare che questo modus operandi andasse avanti, anche insomma nonostante l'assenza di questo ex sindaco, aveva sospeso dal sistema SPRAR il comune di Riace. Il comune, quindi il vice sindaco, aveva fatto ricorso e ha avuto ragione. Benissimo questa decisione della giurisprudenza, evidentemente c'è stata una precauzione eccessiva da parte del Ministero dell'Interno per sospendere insomma dall'accoglienza SPRAR il comune di Riace e ovviamente ora si riprenderà questo sistema d'accoglienza, però conforme al dettato normativo. Ecco, questo è ovviamente la novità, perché chiaramente non è che si torna tutto come prima, perché io ho letto delle dichiarazioni del sindaco come dire ecco, avevamo ragione noi, facevamo bene. No, non è così. Lui è indagato, anzi rinviato a giudizio. Peraltro, se ho ben capito, anche l'attuale candidato sindaco, per cui nelle cui liste si è candidato anche questo Lucano come consigliere, è stato indagato per la gestione errata dei migranti, quindi non è vero che si torna come prima, si continuerà l'accoglienza con il sistema dello SPRAR, ma secondo e conformemente alle normative ministeriali. Ecco, questo è un distinguo secondo me importante, non è stata una legittimazione di quello che era stato fatto prima, insomma abbiamo letto intercettazioni terrificanti, quindi insomma cerchiamo di mantenere
l'equodistanza dalla realtà e da quello che a volte viene detto con troppa superficialità. Certo, senti Laura, ieri mentre il ministro Salvini era a Bari, dove ancora oggi è, ha scritto pochi minuti fa, state con me in diretta dal canile sanitario di Bari, stiamo preparando dei provvedimenti per premiare i canili che combattono il randagismo ed altri per rendere più aspre le pene contro chi maltratta o abbandona gli animali. Proprio mentre era a Bari è stata intercettata una busta con proiettili per il ministro Salvini. Tu come commenti questi atti? Intimidatori assolutamente gravissimi, perché comunque il ministro Salvini è il ministro dell'interno, quello che si occupa della sicurezza del paese, per cui questi atti vanno contro l'istituzione, al di là della simpatia politica per il ministro Salvini, che può esserci e può essere criticata, però l'istituzione significa lo Stato italiano, quindi sono atti gravissimi che non fermeranno Matteo Salvini, perché insomma è una persona determinata e coraggiosa, contrariamente a queste persone che si nascondono dietro a una busta anonima con minacce assolutamente gravi e insomma, sì. Io dico sempre vanno a destabilizzare quello che dovrebbe essere l'equilibrio di un paese. Quindi sì. Su questo io presto la mia piena solidarietà al ministro Salvini, ma credo che non si farà, anzi lo ha già detto, non lo fermeranno questi proiettili, ma mi auguro che anzi le forze dell'ordine anche siano ancora più motivate per andare contro quello che è la gestione della sicurezza interna. Per quello che riguarda i canili, io sono felicissima di questi provvedimenti, se posso dirlo, della Lega a favore degli animali, perché i maltrattamenti e randagismo... Tu hai animali in casa, un cane? Portano criminalità. No, per il momento sono ancora senza cagnolini così, però secondo me dobbiamo stare attenti, perché specialmente in certe zone il randagismo è fonte di criminalità o comunque sia connesso a quelle che sono quelle lotte fra animali che sono disumane. Sì, benissimo. Quindi il ministro ha presentato, non so se presenterà tra pochissimo. È già presentato il disegno di legge al Senato. Al Senato, benissimo. Senti Laura, per quanto riguarda invece il decreto sicurezza bis sul quale il ministro Salvini insiste molto, no? Il ministro ha detto convocare un consiglio dei ministri entro questa settimana. Tu non so se hai letto quali sono le misure più importanti di questo decreto? Ma questo decreto prevede delle sanzioni nei confronti dei trafficanti di uomini, quelli che fanno i traghettatori per gli scafisti, e quindi sono sanzioni dirette. Erano previste anche sanzioni, ma perché questo decreto è stato studiato e rivalutato più volte dal Ministero dell'Interno, proprio perché si andava incontro alle esigenze che si preoccupano della gestione dei migranti, anche perché andiamo verso la stagione estiva, dove sappiamo che le acque tranquille possono portare a una ripresa della pista mediterranea, insomma. Sì. E quindi insomma sono state modificate molte norme proprio per evitare problematiche nei confronti del Quirinale, perché poi ricordiamo i decreti legge devono poi essere firmati dalla Mattarella, insomma, prima di essere pubblicati e quindi entrare in vigore, e quindi è stato fatto un disegno insomma molto più attento a quello che sono le criminalizzazioni insomma delle tratte dei migranti rispetto a quello che era precedentemente. Quindi è stato molto più edulcorato, e capisco la richiesta del ministro Salvini di portarlo in fretta al CDM, perché diciamo che il bel tempo è alle porte e quindi bisogna partire con delle sanzioni che siano effettivamente deterrenti. Ecco. Benissimo. Senti Laura, dopo lunedì 26 maggio qual è il programma, se c'è il programma scritto per quanto riguarda la Camera? Sì, noi riprenderemo martedì, martedì saremo in aula, abbiamo in realtà dei provvedimenti abbastanza semplici, quindi sulla sicurezza, sugli ausiliari della sosta, però nella mia commissione, che sono la commissione finanze, con la commissione bilancio, invece avremo un lavoro molto molto più impegnativo, perché avremo le conversioni del decreto crescita, quindi decreto legge crescita, quello che porterà
diciamo un impulso alla produzione industriale e alla contrattazione, alle varie transazioni commerciali, eccetera. Quindi andremo a un esame degli emendamenti che sono più di 500, abbastanza impegnativo, quindi staremo a Roma parecchio, almeno fino a sabato, ma ci risentiremo mercoledì prossimo. Benissimo, benissimo. Mi permetto però di ricordare agli ascoltatori prego. Che domenica si vota per le elezioni, almeno per le elezioni europee in tutti i comuni, dalle 7 alle 23, per cui mi raccomando, andate ai seggi e barrate Lega. È una richiesta che vi facciamo noi leghisti, perché per noi è importante rivalutare il nostro ruolo. Se la Lega, che ha tutti contro, non otterrà un ottimo risultato, significa che la fiducia che gli italiani hanno non è sufficiente. Noi invece vogliamo che ci sia un plebiscito a favore di Salvini, Matteo Salvini, a favore della Lega, perché solo così avremo ancora più forza per andare avanti. Benissimo. Senti Laura, invece tu sei impegnata sul territorio anche, no, in questi giorni? Sì, siamo abbastanza impegnati. Parma, fortunatamente io sono di Parma, non si vota, però abbiamo 30 comuni questo pomeriggio, questa sera, insomma avremo la chiusura della campagna elettorale a Ranghirano, abbiamo un candidato molto bravo, si chiama Enrico Sicuri, abbiamo domani la chiusura a Collecchio, dove abbiamo una brava ragazza che si chiama Patrizia Caselli, insomma poi abbiamo il nostro candidato alle europee che si chiama Emiliano Occhi, che è segretario provinciale, quindi siamo impegnatissimi e siamo attivissimi, perché comunque la Lega sta sul territorio con persone valide e preparate. Benissimo Laura, allora grazie mille, ci risentiamo con te mercoledì prossimo e buon proseguimento di giornata. Grazie, buon lavoro anche a te, grazie. Buon lavoro a te. Allora Roberto dalla regia mi dà l'ok, abbiamo in collegamento telefonico con noi un altro amico di RPL, il senatore della Lega Maurizio Campari. Ciao Maurizio, buongiorno, dove sei? Ciao, buongiorno a tutti. Sono in macchina insieme al senatore Simone Bossi che sto andando in provincia di Parma, anche io, sentivo che c'era Laura prima in diretta, sto andando anch'io a fare campagna elettorale insieme a Simone, andiamo in montagna, al confine con la Spezia e Genova. Buongiorno anche al senatore Bossi. Buongiorno. Allora, non so se volete intervenire tutti e due, che ne pensate della... quello che non so io lo chiedo a lui, facciamo così. Ecco, fate così. Di questa brutta vicenda che è successa ieri a Mirandola, no? Una vicenda veramente molto brutta che fa il paio con quelli di Torino. Continuiamo ad avere sul territorio della gente che non dovrebbe essere sul territorio, che è stata fatta entrare negli anni quando ancora gli sbarchi erano consentiti, perché qualcuno li voleva e qualcuno si arricchiva evidentemente, e ne stiamo pagando le conseguenze. Abbiamo chiuso il rubinetto della vasca da bagno, adesso pian pianino bisogna anche svuotarla ovviamente questa vasca da bagno. Il problema è farlo nei tempi più stretti possibili. Ci stiamo provando, Matteo Salvini sta dando tutto se stesso per questo e ne sta anche pagando un po', diciamo così, dal punto di vista delle inimicizie, un po' anche il prezzo, perché se pensiamo sempre a quello che è successo, del fatto mi riferisco al proiettile che gli è arrivato, è evidente che c'è qualcuno a cui stiamo dando molto fastidio. Invece il senatore Bossi che ne pensa? Ma guardi, io penso che che la politica negli ultimi mesi si sia caratterizzata sul livore, sulla cattiveria nei nostri confronti. Sicuramente quello che è successo alla stazione è comunque un segnale brutto non solo per le forze dell'ordine, per chi svolge il proprio lavoro regolarmente tutti i giorni cercando di portare la legge e l'ordine nei paesi che ormai in balia di persone che ne combinavano di oggi tutto il giorno. Di conseguenza quando si cerca di ristabilire un attimino l'ordine, queste persone che non sono abituate ad una vita civile si comportano in questo modo. Noi personalmente pensiamo che siamo sulla strada giusta, che stiamo ridando dignità al popolo italiano proprio con l'impegno che ci eravamo presi in campagna elettorale. E io ringrazio da ex carabiniere tutte le forze dell'ordine, i vigili urbani e chiunque compie chiunque tutti i giorni col proprio lavoro cerca di tenere in ordine le nostre città e i nostri paesi.
Perfetto, allora abbiamo una telefonata. Maurizio, vediamo chi c'è in linea, sentiamo chi c'è in linea, pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno, prego. Sono Antonio. Io volevo dire in merito a questi dibattiti sui problemi di governo, no? Sì. Non solo dell'Italia ma anche degli altri paesi. Penso che queste cose si risolveranno attraverso la prossima evoluzione di quello che è l'industria dell'auto, perché pochi lo sanno, sta avvenendo, probabilmente le fonti di propulsione saranno differenziate, elettrico, diesel, eccetera. Come nel secolo scorso c'è stata la differenziazione tra la continua e l'alternata con correnti. Nessuno dei due ha prevalso sull'altro e hanno marciato su strade parallele. La continua viene usata sul propulsore di fabbrica e l'alternata sulla grande distribuzione. Quindi secondo me sia 5 Stelle che Lega devono studiare queste nuove evoluzioni industriali per capire le prospettive di governo. Benissimo, grazie. Maurizio, volevo chiederti, sabato anche a te, Simone, posso darti del tu? Certo. Sì, certo. Ecco, siete stati a Milano durante la manifestazione del ministro? Assolutamente, certo. Ecco, che ne pensate del fatto che il ministro ha portato sul palco il rosario e poi anche di quella brutta notizia di ieri, sono stati intercettati insomma dei proiettili indirizzati al ministro? Voi che ne pensate? Prego Maurizio. Ma sul fatto del rosario io dico la verità, continuo a stupirmi del fatto che se uno si appella perché ci crede ai santi, perché sono stati nominati santi anche, e si appella alla Madonna, debba essere, non so, come sia trattato come un poco di buono, cioè semplicemente penso che sia una cosa positiva, non negativa. Penso che il fatto che uno chieda un aiuto in più, una protezione in più dal cielo, mettiamola così, se uno ci crede non vedo perché no. Se uno non ci crede non dovrebbe importargliene più di tanto. Se anche uno pensa che Matteo Salvini stia sbagliando e comunque sia Matteo Salvini chiede l'aiuto della Madonna, evidentemente anche chi crede che Matteo Salvini stia sbagliando può pensare che, diciamo così, la Madonna lo possa aiutare a trovare la strada giusta. Quindi in ogni modo penso che sia una polemica totalmente inutile e sempre ad ogni modo io ritengo che al di là di queste polemiche strumentali l'azione del governo che stiamo mettendo in atto sia alla prova dei fatti l'unica azione corretta che effettivamente andava fatta, e meno male che abbiamo incominciato a farla e a cambiare rotta. Il mio pensiero è questo. Simone, tu che ne pensi? Io penso che non ci sia niente di male che un cristiano preghi la Madonna o preghi il Signore. Non vedo tanta gente scandalizzarsi quando un giocatore di calcio prima di tirare un rigore si fa il segno della croce o prega Dio verso il cielo. Cioè, non capisco tutta questa strumentalizzazione per un gesto che deve essere un gesto di normalità per una persona che è cristiano e crede in Cristo e in Dio, quindi non penso che ci sia niente di male. Sì. Trovo invece che ci sia qualcosa di male quando viene intercettato un proiettile in una busta indirizzata a un ministro dell'interno. Ecco, penso che lì la gente dovrebbe scandalizzarsi, non tanto per il crocifisso o per il rosario o per le preghiere di una persona. Vedi Antonio, sono Maurizio ancora, si sta in un qualche modo alzando sempre di più l'asticella. Cioè, si danno per normali, per scontate delle situazioni e delle manifestazioni violente che non dovrebbero esserlo. I continui messaggi sempre dei soliti, che sono i centri sociali, i cosiddetti antifascisti, che sono in realtà i veri fascisti e squadristi, e di una certa parte comunque politica che è in ogni modo connivente con queste persone, non fanno altro che alzare la tensione, e quando la alzi troppo poi alla fine i risultati sono questi, e va ancora bene che sono questi per il momento, perché quando poi invece qualcuno tornerà nostalgico agli anni che fortunatamente abbiamo superato, allora non può essere accettata una escalation di questo tipo. Bisogna intervenire prima, bisogna
smetterla di andare a giustificare sempre quei bravi ragazzi che vanno a fare le manifestazioni violente in piazza. Bisogna cominciare ad andare a prendere un orecchio e a metterli dove devono stare, vale a dire nelle patrie galere. Chiarissimo. Allora, carissimi senatori, vi saluto, vi ringrazio per essere stati qui con noi questa mattina, ci risentiamo presto e buon viaggio. Grazie a te, buona giornata a tutti. Grazie mille. Allora, adesso sentiamo una telefonata. Pronto? Pronto, buongiorno Valeria. Buongiorno Valeria. Per quanto riguarda il rosario di Salvini, a me francamente non dico che mi abbia scandalizzato, ma mi ha dato fastidio, perché ritengo che la fede vada vissuta intimamente, senza spiattellarla in piazza. Se uno è religioso va benissimo, nessuno vuole proibire la religione, per carità. Io non sono granché credente, però questo mi ha infastidito, perché sepolcri imbiancati in passato ne abbiamo visti troppi. Ecco, uno la sua fede se la deve vivere intimamente, se ce l'ha. Grazie, buongiorno. Grazie mille a te. Allora, adesso andiamo a guardare le ultime notizie che ci giungono dalle agenzie di stampa. In Austria alle ore 13 il giuramento dei ministri tecnici, e poi una notizia che riguarda Radio Radicale. Di Maio dice trovare una soluzione senza aiuto di Stato. Un'altra telefonata, poi andiamo in pausa. C'è anche un'altra notizia di cronaca a Siena: un bus si ribalta e finisce in una scarpata, diversi feriti ed anche un morto. Sentiamo, pronto, chi è in linea? Pronto? Sì, prego. Pronto. Sono Ennio dal Trentino. Ciao Ennio. Mi meraviglio molto che nessuno riesca a capire che il gesto di Salvini di mostrare la croce, il rosario e di invocare la Madonna è il gesto che fa l'esorcista nei confronti dell'indemoniato. E infatti la reazione degli indemoniati del Vaticano è stata proprio quella. Ciao Antonio. Ciao Ennio. Allora andiamo in pausa pubblicitaria e tra pochissimo avremo con noi il senatore Stefano Bertacco di Fratelli d'Italia. Ciao Ruspa, come butta? Guarda che sei in onda. Donare il 2 per 1000 alla Lega è importante per i progetti di Matteo Salvini? Sì, la gente lo sa. Sa pure che D43 è il codice da scrivere sulla dichiarazione dei redditi. Sì, D43, lo sa. E che se lo dice al suo commercialista fa tutto lui. No, Ruspa, questa non possiamo dirla in radio. D43 è una sigla importante. Serve a dare più forza ai progetti che Matteo Salvini vuole realizzare. Quest'anno il 2 per 1000 donalo alla Lega di Matteo Salvini. Dillo al tuo commercialista. Donare il 2 per 1000 alla Lega è un'ottima azione. www.2per1000lega.it. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Sono Giovanna, Mondoflex. Voglio presentarvi una nuova promozione Mondoflex, un materasso in memory ergonomico a 2 strati, completamente sfoderabile, a soli 199 euro. Con Mondoflex dormite sonni tranquilli. Vi aspetto! A Treviolo e a Melzo, il sabato orario continuato. Mondoflex reti e materassi. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella Briscia e Desenzano del Garda. Mondoflex, fornitore ufficiale Atalanta Bergamasca Calcio. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. In molti ci invidiano e ci odiano perché siamo ancora liberi. Se vuoi aiutare Radio Padania, segnati il nuovo IBAN per i tuoi bonifici. IT 89R 08453
01602 000 000 101971 presso la Banca di Credito Cooperativo di Milano SC. Aiuta Radio Padania. Diventa nostro editore. IT 89 R 08453 01602 000 000 10 19 71. Edizione straordinaria! Edizione straordinaria! No, grazie. Io voglio solo notizie populiste. Non mi fido dei soliti quotidiani, dei telegiornali ben pensanti. Via, via! Allora, devi procurarti una Radio DAB o scaricare la nuova app di Radio Padania. Da oggi l'informazione de Il Populista scorre sul monitor delle Radio DAB e sullo schermo del tuo telefonino. Datti da fare a Rufapopolo! Resta sempre collegato alla nostra informazione alternativa, libera da ogni potentato economico. Ascolta Radio Padania con la Radio DAB o dal telefonino e vedrai scorrere sul monitor le ultime notizie del quotidiano online Il Populista. Facile, no? Rieccoci carissime amiche e carissimi amici di RPL, dalla regia Roberto Midalocche. Abbiamo in collegamento telefonico con noi, anzi tra pochissimo avremo il senatore Stefano Bertacco, è in linea. Allora, buongiorno senatore. Ecco, ancora dobbiamo riuscire a chiamarlo. Allora, leggiamo la notizia di cronaca che ho letto prima. Un bus si ribalta vicino a Siena, un morto, ci sarebbero alcuni feriti. L'incidente sulla Siena-Firenze all'altezza di Monteriggioni in provincia di Siena in direzione sud. Ancora la notizia di cronaca: a Milano, bimbo trovato morto in casa a Milano, si cerca il padre. E poi abbiamo un'altra notizia che riguarda la Siria, un raid su folla al mercato, 12 morti e di almeno 12 civili uccisi, il bilancio di raid aerei russi e governativi siriani nella regione nord-occidentale di Idlib, dove in un bombardamento è stato centrato un mercato ortofrutticolo affollato di persone. Allora, siamo riusciti a metterci in collegamento con il senatore di Fratelli d'Italia, Stefano Bertacco. Buongiorno senatore. Buongiorno a lei e ai radioascoltatori. Grazie mille per aver accettato il nostro invito. Non so se è la sua prima volta qui a Radio Padania o è intervenuto altre volte. No, è il mio battesimo. Ecco, è il suo battesimo. Allora, la presento molto velocemente. Lei è stato eletto nella regione Veneto e anche assessore ai servizi sociali, istruzione del comune di Verona. In questo governo lei fa parte della 11ª commissione al Senato, lavoro pubblico e privato, e anche fa parte della commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, giusto? Giustissimo. Ecco, ci vuole raccontare così in maniera sintetica come nasce appunto la sua passione per la politica e qual è appunto la sua esperienza politica? Sì, la mia passione nasce da giovane, quindi ancora al tempo nel movimento sociale per un breve periodo, perché poi vi fu la trasformazione in alleanza nazionale. Da lì ho sempre seguito le tematiche sociali, con una serie di esperienze legate al mondo del volontariato, poi la scelta sempre di più di occuparmi in politica, dove ho comunque collaborato con la Regione Veneto all'interno della consulta del sociale della Regione Veneto, poi ho fatto una prima esperienza come assessore ai servizi sociali e famiglie del Comune di Verona nel 2007 e 2012, adesso sono stato rieletto e poi ricopro l'assessorato all'istruzione, i servizi sociali, personale, politiche del lavoro e turismo sociale. E nel 2004 sono entrato al Senato per la prima volta e poi sono stato rieletto il 4 marzo dell'anno scorso. Benissimo. Quali sono le novità delle sue commissioni, Commissione Lavoro e Commissione Parlamentare per l'Infanzia e l'Adolescenza, ed anche di cosa si occupano nello specifico? La Commissione Lavoro si occupa nello specifico di tutti quelli che sono i provvedimenti che riguardano sia la parte UEFA e politiche sociali, perché a differenza dalla Camera
non vi è una commissione specifica per le politiche sociali, e poi di tutto quello che sono i provvedimenti legati al mondo del lavoro. Siamo in fase di discussione all'interno della commissione in questo momento sul provvedimento, quello sul salario minimo. Benissimo. Invece quella sull'infanzia e l'adolescenza, quali sono? Per l'adolescenza stiamo facendo tutta una serie di audizioni per quanto riguarda soprattutto il fenomeno del bullismo, del cyberbullismo in questo momento. Certo, avete presentato anche una proposta di legge, se non sbaglio, voi di Fratelli d'Italia. Benissimo. Senatore, ci sono tra pochissimo le elezioni europee, le elezioni del 26 maggio. Quali sono i punti principali del vostro programma, del programma appunto di Fratelli d'Italia? Quindi partirei nel dirle che l'asta che è coniato dal nostro Presidente Giorgio Meloni è cambiare tutto, nel senso che noi non siamo anti-europeisti, non abbiamo mai detto di uscire dall'Europa, però l'Europa così com'è è un'Europa che riteniamo inutile, che di fatto è stata dominata in questo periodo da Macron e Juncker e la Germania in generale, nel senso che è sempre stata una posizione predominante, non si sono fatti gli interessi dei vari stati, ma è stato solo un accordo finanziario fra alcune componenti dell'Unione Europea. Quindi noi diciamo soprattutto che l'Unione Europea non si dovrebbe occupare della vita dei cittadini, ma dovrebbe occuparsi ad esempio della politica estera, di costituire un esercito unico, ma lasciare liberi da tutta una serie di provvedimenti che sono stati fatti in questi anni, che vengono ad interferire sul nostro paese, perché io trovo abbastanza assurdo che l'Unione Europea ci venga a dire che ad esempio a Napoli non possono più fare la pizza con il forno a legno, quello che è la lunghezza e il diametro delle zucchine. Noi pensiamo che su questo gli stati, ma d'altra parte lo dice anche la nostra Costituzione, che il popolo è sovrano, e quindi noi su questo ci batteremo per cambiare, come dicevo prima, cambiare tutto per restituire la funzione per cui è nata l'Unione Europea e non una cozzaglia di persone che non hanno fatto altro che complicare la vita ai tanti stati e soprattutto ai tanti imprenditori che si battono e si scontrano ogni giorno con tutta una serie di sfaccioli imposti, per non poi parlare degli enti locali che con i vincoli di bilancio fatti di stabilità di fatto si trovano spesso e volentieri ad avere ottime risorse nelle proprie casse e non poterle spendere. Benissimo. Senatore, c'è stata la vostra manifestazione a Napoli domenica scorsa, alla quale ha partecipato Giorgia Meloni. Che atmosfera avete vissuto lì a Napoli? Ma guardi, l'atmosfera di Napoli è stata un'atmosfera entusiasmante, la grande presenza di gente ci ha confortato che il lavoro fatto in questi anni, dove noi abbiamo tenuto il pallino fermo su quella che era la nostra posizione all'interno di una coalizione di centrodestra, non abbiamo cambiato idea e quindi credo che la gente in questo momento ci stia ricompensando con un entusiasmo intorno a Giorgia Meloni che è stato dimostrato a Napoli. Noi in questo momento la cosa che più ci preme è quella di ritrovare questo entusiasmo domenica alle urne, perché riteniamo che il voto di domenica sia un voto importante sia per quanto riguarda l'Europa, ma che speriamo possa avere risvolti anche a livello nazionale. Il nostro Presidente in questi giorni ne ha manifestato mandando dei messaggi chiari anche a Matteo Salvini. Noi siamo pronti, però mai con i 5 Stelle. Ecco, benissimo, mai con i 5 Stelle. Proprio questa mattina Giorgia Meloni scrive sulla sua pagina Facebook un post e scrive: sfido formalmente Luigi Di Maio a tirare fuori prima delle votazioni del 26 maggio i dati ufficiali di quanti nomadi immigrati stanno percependo il reddito di cittadinanza grazie al Movimento 5 Stelle. Lei che ne pensa di queste dichiarazioni di Giorgia Meloni e poi anche lei che ne pensa del reddito di cittadinanza? Sì, guardi, il reddito di cittadinanza, ricoprendo anche il ruolo di assessore dei servizi sociali, resto sempre più basito, ma purtroppo è sempre brutto dire l'avevamo detto, ma in realtà chi oggi avrebbe bisogno di un sussidio o comunque di un aiuto sta vedendosi rifiutate le domande oppure
con contributi mensili da 18 a 40 euro. In realtà poi chi invece ha sempre fatto il furbetto e non ha mai dichiarato nulla, con ISEE a zero, che magari sarebbe da chiedersi tutti questi anni come ha fatto a vivere, percepisce le quote più alte. E quindi, siccome noi in fase di discussione del provvedimento sia alla Camera che al Senato l'abbiamo contestato pesantemente, abbiamo cercato di emendarlo perché fra le tante avevamo chiesto che fossero esclusi dal reddito di cittadinanza tutta una serie di reati, fra le tante a un certo punto abbiamo presentato emendamenti per ogni singolo reato sperando che almeno qualcuno fosse accettato. Oggi credo che la nostra Presidente faccia benissimo a chiedere questo riscontro perché dimostrerà con i fatti che avevamo ragione. Benissimo. Senatore, le faccio un'ultima domanda. Quindi lei come commenta le dichiarazioni del Presidente Giorgia Meloni? Dice dopo il 26 maggio potremmo allearci con la Lega, ma non con Berlusconi. Sì, il nostro Presidente ha chiarito più volte che il problema non è allearsi con il Presidente Berlusconi, il problema è che comunque Forza Italia in questo periodo ha dato segnali discordanti dalla volontà di fare un ragionamento di centrodestra. Penso alla Sicilia con l'alleanza del PD, ma il dato di fatto ancora più eclatante è che tutti questi anni, ad esempio a livello europeo, il PPE ha sempre fatto l'accordo col PSE, che per noi è totalmente incompatibile. Quindi chiarite queste cose, è chiaro che l'apertura a una formazione di centrodestra c'è, però è solo un problema politico, non è un problema né rivolto alla persona né ai colleghi di Forza Italia, ma è capire per davvero dove si vogliono collocare. Benissimo. Allora, Senatore, noi la salutiamo, grazie mille per essere intervenuto qui a Radio Padania, ci sentiamo prossimamente, grazie mille. Gentilissimi, arrivederci a lei e ai suoi ascoltatori. Grazie mille al senatore di Fratelli d'Italia, Stefano Bertacco. Adesso ascoltiamo l'intervento del ministro Salvini di ieri sera. Che cosa ha detto? Sentiamo. Amiche, amici, buonasera da Bari. Che giornata, che splendida giornata, quanta bella gente incontrata da stamattina, Lecce, Ostuni, Gioia del Colle, Bari, migliaia di persone, studenti, medici, infermieri, agricoltori, pescatori, operai, negozianti che chiudevano il negozio per venire ad ascoltare, incoraggiare, grazie, anche perché mi date forza per dimenticare qualche rammarico, insomma. Sapere che qualcuno ti manda una pallottola calibro 9 in una busta indirizzata al ministro Matteo Salvini, sapere che tuo figlio o tua figlia lo vedono in televisione, lo leggono su internet, non fa piacere. Che teste che ci sono, però se a qualcuno rimane l'insulto, la minaccia, la violenza, vuol dire che non ha idee per il futuro, sono fermi al passato e quindi noi andiamo avanti serenamente. Mi sono arrivati tanti messaggi di solidarietà da voi, da politici di destra, di sinistra, di qualunque parte, da giornalisti, per carità di Dio. Bene, la solidarietà vera me l'aspetto da milioni di italiani domenica col voto, per andare a cambiare finalmente questa Europa, anche perché ce n'è bisogno. L'abbiamo visto nella cronaca delle ultime ore, fatti incredibili. Quel nordafricano che ha dato fuoco a una postazione della polizia locale a Mirandola nel Modenese e ha ucciso 2 donne, 70 e 90 anni, che dormivano nell'appartamento di sopra. Nordafricano che non era stato espulso perché non c'era ancora il decreto Salvini, perché aveva dichiarato di essere minorenne e ha fatto domanda di asilo politico di protezione umanitaria. Ve la ricordate la protezione umanitaria, i minori non accompagnati? Ebbene, non era stato espulso anche se aveva dei precedenti penali. Adesso ha ucciso, è stato beccato, abbiamo scoperto che aveva dato 4 identità diverse, le analisi mediche hanno confermato che non è minorenne e grazie al decreto Salvini, via, a casa, sul primo barcone. Troppo comodo l'aereo per certi infami. Sul primo barcone lo rimanderei a casa. Detto questo, grazie al decreto sicurezza immigrazione proposto da Matteo Salvini, approvato dal Parlamento e dal Governo, questo si può espellere. Come si potrà espellere il nigeriano anche lì con precedenti penali e che non era stato espulso, che ha staccato un pezzo di dito a un poliziotto a Torino perché non voleva essere identificato. Ma vi rendete conto? È il nordafricano che dà fuoco a un palazzo e uccide 2 anziane.
È il nigeriano che a Torino prende a morsi un poliziotto e gli stacca un dito. Via, 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 via. E poi qualcuno vuole i porti aperti. I porti aperti. Ma io li voglio blindare in Italia e anche in tutta Europa i porti, anche i confini a nord. È questa la scelta di civiltà di domenica prossima. Un'Europa fondata sul lavoro, sulla speranza, sui diritti, sul rispetto. Un'Europa che sostiene i nostri agricoltori, i nostri pescatori, i nostri studenti, che ci permette di assumere medici. Sono troppi ragazzi italiani laureati in medicina che scappano all'estero per specializzarsi, che ci permette di assumere ingegneri, che permette di abbassare le tasse a chi fa impresa per assumere e correre. 15%. 15%, volere e potere, ma in democrazia contano i numeri, contano i voti. E poi sui porti, non solo in Italia rimangono chiusi, ma sono blindati. È qua pronto il decreto sicurezza bis. Guarda caso, poi qualcuno diceva che non è urgente, si può aspettare, ahimè, si può aspettare. In questo decreto sicurezza ci ho lavorato fino alla 1 di notte ieri a Palazzo Chigi, è pronto per essere approvato domani. Quindi spero che il Consiglio dei Ministri venga convocato domani o dopodomani. Ci sono, faccio il Ministro, il mio lavoro, ci sono, il decreto è pronto. Articolo 1, possono essere confiscate le navi delle ONG che non rispettano le indicazioni e le leggi e che mettono a rischio le vite e che aiutano gli scafisti. Rieccoci carissimi amici di RPL, abbiamo sentito l'intervento del ministro Salvini di ieri in Puglia. In collegamento telefonico con noi abbiamo anche il senatore Simone Pillon, senatore della Lega. Ciao Simone, buongiorno. Ciao, buongiorno anche agli ascoltatori. Grazie mille come sempre per aver accettato il nostro invito. Allora Simone, tu fai parte della Commissione Giustizia, ci sono delle novità che riguardano questa commissione, perché così come lo stesso ministro Salvini ha riportato sulla sua pagina Facebook, il 9 maggio scorso avete approvato un provvedimento che riguarda lo stop ai raggiri nei confronti delle persone anziane. Ci racconti un po' di cosa si tratta? Ma dunque lì dal punto di vista giuridico avevamo una sorta di vuoto normativo, perché da una parte avevamo la truffa che diciamo però necessitava di essere provata con gli artifizi, i raggiri, e non era molto semplice per il pubblico ministero riuscire a provare gli inganni fatti agli anziani. Dall'altra parte avevamo la circonvenzione di incapaci che tuttavia non copriva le persone che non sono proprio incapaci e quindi che hanno giuridicamente un difetto di capacità di intendere e di volere, ma che semplicemente per la loro età avanzata sono un pochino più sensibili e possono più facilmente cadere negli inganni, che purtroppo truffatori senza scrupoli e persone davvero che dobbiamo fermare rischiavano di mettere in atto ai loro danni. Allora abbiamo coperto questa zona grigia con un provvedimento che permetterà alla magistratura e alla polizia giudiziaria di intervenire anche quando, pur non essendosi configurata una vera e propria truffa, però la persona anziana sia stata ingannata, sia stata comunque sia stata indotta a compiere un atto contrario al proprio interesse. Questo è un po' il senso della nuova fattispecie. Quindi sarà più facile per la polizia intervenire, sarà più facile per gli anziani, per le persone appunto di età avanzata, essere tutelate e protette da persone senza scrupoli che se ne approfittano. Certo, Simone, altre novità di questa commissione? Dunque, poi adesso, come sapete, dopo la pausa elettorale tornerà anche la questione del diritto di famiglia, ritorneremo a lavorare sulla riforma, perché i papà stanno aspettando, stanno chiedendo continuamente e giustamente noi dobbiamo far seguire i fatti alle parole, come abbiamo sempre fatto, e quindi certamente al rientro avremo questo tipo di lavoro da fare. Poi abbiamo anche un provvedimento molto interessante che riguarda la tutela degli animali. Ecco, benissimo, Sappiamo che soprattutto verso l'estate si moltiplicano i casi di abbandono degli animali o comunque di maltrattamenti ingiustificabili. Ecco, anche su questo vogliamo intervenire per dare una legislazione che sia chiara e che difenda anche i nostri amici a quattro zampe o a due zampe, a seconda se hanno le ali o non hanno le ali. Perfetto. Senti Simone, il ministro Salvini ha scritto sulla sua pagina Facebook la tassa piatta per tutti al 15%,
15% è l'unico modo per far rivivere l'Italia, no? Creare lavoro, attirare investimenti dall'estero. Tu che ne pensi di questa dichiarazione? Io guarda, ho visto quello che è successo negli Stati Uniti d'America, basta cominciare un po' a informarsi di quel che sta accadendo in America. Voi sapete che nonostante Trump sia dipinto come una sorta di pagliaccio che attacca i suoi stessi interessi e quelli dei suoi cittadini, in realtà il presidente Trump, al netto della campagna stampa ferocemente contro di lui, sta facendo un lavoro molto buono, e i risultati di questo lavoro sono soprattutto nell'ambito fiscale. Lui ha abbassato le tasse alle aziende e alle famiglie. Il risultato è stato, come tutti possono intuire, una sorta di nuovo boom economico, cioè il PIL è ripartito, l'economia è ripartita, ma perché è ovvio, cioè, se i cittadini si trovano gravati per cui il 60% dei loro guadagni va a finire nelle casse dello Stato, è chiaro che l'economia viene pesantemente depressa. Se noi liberiamo risorse abbassando le tasse e ovviamente facendole pagare a tutti, quindi paghiamo di meno, paghiamo tutti, e soprattutto semplifichiamo il regime fiscale. Oggi abbiamo l'IVA, l'IRES, l'IRPEF, l'IRA, 3.000 tasse, e i cittadini diventano matti a capire quanto devono pagare, a chi devono pagare, come devono pagare. Ecco, la fiscalità generale deve essere molto semplice, molto chiara, un'imposta unica per tutti al 15%, e questo farà ripartire l'economia. Quello che Bruxelles non vuole invece è la vera soluzione, e ecco perché alle europee dobbiamo svoltare assolutamente, cambiare pagina e voltare quella che è stata l'Europa di ieri e trasformarla in qualcosa di davvero utile per i cittadini europei. Una realtà che possa finalmente, con l'elasticità necessaria, comprendere che le riforme economiche, soprattutto in materia fiscale, sono in grado di liberare quell'economia e anche quella crescita che fino ad oggi con l'austerità si è sostanzialmente bloccata in tutti i modi. Senti Simone, che ne pensi della vicenda di Deborah che purtroppo ha ucciso il papà l'altro giorno a Monterotondo? Io ho seguito la vicenda, è una cosa certamente gravissima. Noi, come sai, stiamo lavorando anche sul codice rosso, perché la famiglia deve essere il luogo della serenità, della pace, non può diventare il luogo della violenza, anche se è bene ricordare che a fronte di un caso come quello purtroppo di Deborah, in cui questa ragazza si è trovata a doversi, a quanto pare, difendere da una situazione di violenza in famiglia, ce ne sono moltissimi, migliaia e migliaia, milioni di casi in cui la famiglia in realtà protegge dalla violenza. Allora dobbiamo stare attenti a colpire quelle poche situazioni nelle quali si genera violenza, e nello stesso tempo dobbiamo essere anche bravi a premiare e a sostenere quelle numerosissime situazioni nelle quali la famiglia protegge dalla violenza. Benissimo. Simone, 26 maggio è alle porte, dopo il 26 maggio tutto cambierà, giusto? Noi dobbiamo ridare un'anima all'Europa, dobbiamo essere quella forza, quell'energia capace dal basso di restituire un'anima a un continente che era stato immaginato, l'Unione Europea era stata immaginata dai suoi fondatori, da Schuman, da De Gasperi, come il luogo, l'Europa dei popoli, e invece è diventata l'Europa delle banche, l'Europa delle lobby. Noi dobbiamo invertire questo trend, e gli unici che possono farlo sono gli italiani, che ancora hanno nel DNA del loro paese, della loro società civile, dei loro rapporti relazionali, il DNA della famiglia. La famiglia in cui ci si aiuta reciprocamente, in cui non si lascia indietro nessuno, ma anche la famiglia che ha una sua identità, un suo cognome, una sua tradizione, delle sue abitudini alle quali non vuole rinunciare. L'Europa delle differenze e non l'Europa della globalizzazione, l'Europa delle tradizioni locali e non l'Europa della identità di tutti uguale e immodificabile, un'Europa nuova che è sostanzialmente l'Europa
che sognavano i nostri nonni quando hanno finito la guerra mondiale, l'Europa in cui tutti potessero sentirsi a casa. Per fare questo è necessario ritrovare le radici, e le radici sono solo le radici cristiane, e da un punto di vista anche strettamente laico, quindi non si tratta di fede, ma si tratta di riconoscere le radici cristiane che hanno plasmato il nostro continente. Perfetto, allora Simone, grazie mille per essere stato qui con noi, buon proseguimento di giornata, a presto. Grazie a tutti gli ascoltatori, mi raccomando, il 26 io voto Lega. Grazie mille a Simone Pillon, senatore della Lega. L'Istat taglia le stime del PIL più 0,3% nel 2019, una notizia che riguarda Cesare Battisti, primi permessi tra meno di 4 anni. La condanna all'ergastolo non ostativa alla richiesta dei benefici. La Corte d'Assise d'Appello di Milano, che ha confermato la pena dell'ergastolo per Cesare Battisti, ha stabilito anche che la pena nel suo caso non è ostativa alla richiesta di benefici. Da quanto si è saputo, avendo già scontato come presofferto 6 anni e mezzo circa, l'ex terrorista dei PAC potrà richiedere benefici come i permessi premio già tra 3 anni e mezzo circa, dopo che avrà scontato complessivamente dunque 10 anni di carcere. Un'altra notizia da Napoli: non c'è biancheria, stop attività al Cardarelli, deficit lenzuola e camici puliti per lo sciopero dei lavoratori. L'ospedale Cardarelli di Napoli ha deciso stamattina la sospensione di ogni forma di attività programmata, ovvero programmabile, onde ridurre i volumi di utilizzo della biancheria pulita, e quanto deciso dai vertici del Cardarelli per far fronte all'emergenza determinata dallo sciopero dei lavoratori della ditta di lavanderia. Gli addetti hanno ripreso stamattina a lavorare, ma l'ospedale ha un forte deficit di biancheria pulita. Allora, grazie mille a tutti per averci seguito, grazie a Roberto, al di là del vetro, in regia, buon proseguimento di giornata, ci risentiamo domani mattina.